Ciao sicilianaria, ti parlo di me? Sono un'attrice che lavora tra teatro e cinema. Ho partecipato a numerosi progetti teatrali e cinematografici, tra cui spettacoli teatrali comici e drammatici e cortometraggi. Ricordo in particolare un cortometraggio, Corpo Muto, di Vincenzo Stellone, con l'aiuto regia di Michele Romano e l'attore Manfredi Massara, che saluto e ringrazio, per il quale abbiamo ricevuto tantissimi premi, anche come migliore attrice. Dimenticavo, scrivo anche poesie. Quando è stato che ho scoperto questa passione per la recitazione? Durante un corso di recitazione teatrale e cinematografica, quindi frequentando questi corsi ho scoperto che avevo questa passione, anche se da piccola un po' provavo a recitare, ma direttamente al corso ho potuto sperimentare che non era soltanto un diversivo, ma era una vera passione. L'ultimo corso che ho frequentato dove questa passione si è rinnovata, è accresciuta e si mantiene ancora molto viva è stato un workshop di recente, nel giugno 2024, con la grandissima Emma Dante, un workshop di recitazione cinematografica. Quando è stata la prima volta che ho calcato le scene teatrali? È stato nel lontano 2018, nel ruolo di Fana nel Berretto a Sonagli di Pirandello al Teatro Biscottari di Palermo. Qual è stato il mio spettacolo preferito? Allora ce n'è più di uno. Quello che ha dato la svolta, dove ho capito di avere una verve anche comica, è stato quello durante il saggio di Lollo Franco, proprio in quell'occasione, interpretando il ruolo di Mara Mara nei Giganti della Montagna. E poi l'altro, proprio dove si è rinnovata questa propensione, dove ho potuto constatare dalle risate, interpretando una serie di ruoli nel Decamerone siciliano. Poi un altro spettacolo che invece ha segnato me come persona, anche come attrice, dove ho dovuto lottare con me stessa, la mia emotività e far leva su tutti gli strumenti a disposizione di un attore, è stato quello di Giulia, nello spettacolo drammatico di Vincenzo Lallia, Vignicella, inscenato al Biondo nel maggio 2024. Qual è il prossimo spettacolo da portare in scena? Allora, Il cornuto immaginario di Molière, una libera interpretazione del regista Giorgio Barone. Non parlo, non dico tanto, dico soltanto che ci sarà anche un arricchimento grazie alla lingua siciliana, una messa in scena particolare. Saremo in scena l'11, il 12 e il 17 gennaio 2025 al Teatro Fontarò, dove possiamo approfondire la conoscenza anche di Molière, il grandissimo Molière, commediografo, che ci dà una visione attuale del mondo di oggi attraverso gli equivoci, le gelosie, le ossessioni. Quindi vi aspettiamo tutti, il cornuto immaginario. Mi devo descrivere con 3 aggettivi, un po' difficile, cercherò di essere brava. Allora, testarda, determinata, creativa, molto diretta, un po' troppo. Sono 4. Qual è il mio sogno nel cassetto? Allora, c'è un sogno nel cassetto. Mi piacerebbe continuare a scrivere, abbiamo soltanto iniziato, una commedia
con altre amiche attrici da portare possibilmente in tournée in tutta Italia. Questo è un grandissimo, ci vuole un cassetto enorme e che darà la nostra visione dell'amore e del rapporto tra uomo e donna oggi. Allora, adesso mi preme salutare tutti i followers di Sicilia Naria e a cui mando tutti gli auguri possibili per un 2025 fantastico e anche buon Natale. Cazzo. E non ho finito. Un augurio di buon Natale a tutti i followers di Sicilia Naria e uno splendido 2025.